nome del disegnatore Gallieno Ferri è senza dubbio legato a quello di Zagor, lo spirito con la scure. Ferri firmò oltre 20.000 tavole per Zagor, guadagnandosi il primato di disegnatore di un singolo personaggio più prolifico della Sergio Bonelli editore. Dall'attività di geometra a quella di disegnatore il passo fu veloce. L'editore Giovanni De Leo, alla ricerca di nuovi talenti, selezionò proprio Ferri per disegnare 2 serie a fumetti, Il Fantasma Verde e Piuma Rossa. In quella prima fase della sua carriera Ferri si firmava con lo pseudonimo di Fergal. L'immersione negli ambienti western di Piuma Rossa diede a Ferri la possibilità di sperimentare un genere narrativo che lo avrebbe reso famoso ed apprezzato. La collaborazione con l'editore De Leo fu lunga e produttiva, tanto che oltre a disegnare le 2 serie prima citate, Ferri disegnò le copertine di Big Bill e Robin Hood, 2 fumetti pubblicati su licenza della casa editrice francese Mouchotte. Nel 1960 Ferri, raggiunta Milano, si propose alla casa editrice Araldo, che successivamente sarebbe diventata la Bonelli. Sergio Bonelli, che da poco aveva preso la guida della casa editrice, capì immediatamente il talento di Ferri e gli affidò subito l'incarico di disegnare alcuni numeri di Giubba Rossa. La serie si basava sulle imprese del sergente Dick della polizia a cavallo canadese. Si trattava di una produzione britannica tradotta e adattata per il mercato italiano da Gianluigi Bonelli. Da quel momento in poi l'attività artistica di Gallieno Ferri subì una svolta. Arrivò da Bonelli un'idea fresca e innovativa, un personaggio pensato per contrapporsi idealmente alla figura di Tex Willer, sfruttando qualche differenza nel genere narrativo e in parte nelle ambientazioni. Nacque così Zagor. Su testi di Sergio Bonelli, in arte Guido Nolitta, e i bellissimi ed evocativi disegni di Ferri presero forma storie affascinanti e coinvolgenti dove i generi letterari di western, horror, fantascienza si fusero alchemicamente con la narrativa d'avventura e di esplorazione, e dove la fantasia senza freni portava i lettori in territori inesplorati tra indiani, cowboy, mostri, extraterrestri e scienziati pazzi. Zagor si presentò subito come un eroe chiaramente ispirato ai personaggi di Tarzan, l'uomo mascherato e Davy Crockett. Con il suo fedele compagno Chico, un messicano simpatico quanto perennemente affamato, Zagor si batte per garantire la pace nella foresta di Darkwood e nei territori vicini. Ferri contribuì saltuariamente anche alla sceneggiatura di alcuni dei primi numeri dello Spirito con la scure. Il suo stile inconfondibile creò paesaggi di luce e tenebra che marcarono le storie di Zagor con una forza unica e inimitabile. Seppe delineare con un sapiente utilizzo del chiaroscuro personaggi dalle caratteristiche inconfondibili che sono rimasti nell'immaginario dei lettori della collana. Gallieno Ferri prestò la sua arte anche per un altro iconico personaggio della Bonelli, Mr. No. Realizzò le prime copertine sempre con la sua vibrante e caratteristica impronta. I disegni di Ferri si fanno ammirare in tutta la loro bellezza anche a distanza di anni, rimarcando un talento cristallino e dirompente.